Un centinaio di disegni, per lo più carboncini, di Giuseppe Cominetti, classe 1882, ispirati alla Prima Guerra Mondiale, per una rassegna intitolata Istanti dal fronte, allestita a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, Alta Padovana, fino al 2 giugno, inserita nell'ambito delle iniziative per la ricorrenza del centenario dell'inizio del conflitto. Mostre come questa che ti fanno riflettere, iniziative come quelle che facciamo nei comuni con il film Fango e Gloria, iniziative con i ragazzini piccoli dove con la fantasia li facciamo riflettere sulla guerra, poi l'incontro con i nostri anziani e tutti gli investimenti che attorno alla Grande Guerra faremo per far sì che questo evento, questo centenario non sia solo un fatto come oggi di memoria e di ricordo, ma sia anche un fatto di proiezione del futuro, cioè trasformare quella tragedia, quella trasformazione, quel Veneto che è nato allora in una proposta anche culturale, turistica e economica. Cominetti riesce a tradurre una tragicità che non tutti fanno, devo dire anche molto più di alcuni tedeschi. E allora pensavo proprio che in effetti come immagine di una guerra di cui sì, si è tanto parlato, ma anche noi quando eravamo piccoli a scuola era qualcosa così di difficilmente rappresentabile, appunto, se non con delle aggettivazioni superlative. In questo caso sarebbe importante proprio far vedere da dove in fondo è iniziata questa decadenza che poi ci sta colpendo ancora adesso. Cresciuto nell'epoca divisa artisticamente tra tardo divisionismo, simbolismo e futurismo, di cui condivide il paradossale entusiasmo per la guerra, Cominetti, originario del Piemonte e formatosi in Francia, morì giovane a Roma, a 48 anni, ma riuscì ugualmente a maturare l'esperienza di scenografo teatrale e critico d'arte, deducibile nei tratti delle sue opere, che tradotte fotograficamente hanno l'intensità drammatica del bianco e nero. Pare che un certo tipo di gesto, come proprio queste cadute, sembra che ci sia l'esplosione della terra, avessero poi bisogno di una sorta di ritocco, come è sempre successo. Poi il plein air è sempre stato finito in studio, anche se i pittori mentono, però questa idea della rapidità probabilmente nasce proprio col disegno.